C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici di Centro Anch'io, speciale C'era una volta, ben trovati. Ciao Federica, ciao a tutti. Buongiorno. Vi raccontiamo oggi qui al Museo della Civiltà Contadina la vasca de bagno. Voi magari vi aspettavate una vasca da bagno bella con no. le bolle, con l'idromassaggio, ma da che? Ma perché questa era la vasca da bagno di una volta, vero Federica? Certo, un po' una volta nella mia età di lavoro, però questa era già una cosa importante. Un po' da ricchini, dai, da ricchetti. Sì, era una specie di tronco di cono rovesciato, sì, come possiamo vedere, con due braccioli e uno schienale, era di lamiera zincata. All'interno mettevano l'acqua, ci si sedeva e con la brocco si faceva il bagno. E vedete, usata come vasca da bagno dai signori soprattutto, come abbiamo anticipato, perché i contadini in realtà usavano un mastello comune da bucato, vero? Oddio, se era minachelli in alfos, e chi fa begado della stalla. Ecco. E poto? E si risolveva. In Sì. centro a Brescia per un'altra parola. Siamo tornati in piazza Vittoria in compagnia del signor Luigi e della signora Patrizia. A spasso li abbiamo carpiti un secondo per vedere se sanno riconoscere il nostro oggetto. Anzitutto voi siete bresciani, signori? Siamo bresciani, sì. Sì? Questo è un oggetto un po' particolare, davvero in uso dalla seconda guerra mondiale in poi. Ecco, a certa età, ma non l'ho mai usato, non l'ho mai visto, diciamo dal vivo. Però sì, ho capito cos'è. Allora, è una specie di pompetta a stantufo per spruzzare una sostanza insetticida. Sì, il famoso flit. Scritto anche il famoso flit, c'è anche quel modo di dire un po' col flit. È bravo, esatto. Il flit pare che abbia addirittura un'origine britannica, inglese. Questa cosa andate a cercarla, può essere, informatevi. Però flit. Qual è il nome corretto secondo voi? Macchinetta del flit o trapolo? Qual è il nome giusto? Trappola. Secondo Patrizia, trappola. Lei dà ragione alla moglie come sempre a casa o anche... Non sarei d'accordo, però... Bravo, ha fatto bene a non essere d'accordo, perché ha ragione il marito, perché trapolo è la trappola. Macchinetta del flit. Questa è la macchinetta del flit. No, non litigate per il flit, mi raccomando. Direi di no. Per distribuire in rurale la sostanza insetticida. Oggi invece... Oggi no, adesso sono le bombolette, però direi che è passato il minuto. I 2 minuti che avevamo concesso, per cortesia. Di pena, gentilissimi, molto simpatici, grazie davvero. Coppa la vecchia col flit. Sì, me l'aspettavo da te, ovviamente. Ma poi con te go a resa col te. E bravi questa coppietta a cui Sì. abbiamo messo in mano il flit. Allora, adesso abbiamo l'aspo e la rocca. Questa in realtà è la rocca, quella che ha in mano Federica, e vedete in fotografia nell'immagine che ora vi mandiamo anche l'aspo, perché era tutto un attrezzo che doveva stare vicino, si utilizzava contestualmente. Era una catena. Una catena di montaggio. La Federica ora la sta tenendo in modo inappropriato, perché questa rocca, cioè questo attrezzo per la filatura a mano delle fibre tessili in fiocco, era costituito da questa canna di bambù che poi si allargava, e una spaccatura che forma una piccola insenatura, insomma un contenitore in cui trova appunto spazio il fiocco da filare, e l'abbiamo vista anche qualche puntata fa quando abbiamo parlato della macchinetta di filare. Bravissimo. Però non si teneva così in piedi, no? no? Le donne erano sedute e la tenevano tra le gambe in maniera tale da stringerlo e avere la possibilità di usare tutte e due le mani per tirare fuori la lana ed iniziare la fase di attorcigliamento. Ecco, anche questa era un'occasione di convivialità, Sì. di spensieratezza per fare 2 parole, va bene? Va bene, allora anche questa è andata, vi abbiamo raccontato, speriamo, delle cose piacevoli che vi hanno un po' rinfrescato la memoria, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata qui a Centro Anch'io speciale C'era una volta. Ciao! C'entro anch'io.